Ciao amici di Archeosarabus, oggi cercheremo di andare a visitare il nuraghe Cardasio. Siamo in comune di San Vito, precisamente nella frazione di San Priamo, e dovrò arrampicarmi in questa collina qua dietro di me per andare a vedere se riesco a beccare questo nuraghe. Allora, la prima cosa che incontriamo e che mi piacerebbe proprio farvi vedere è questo vecchio ovile, lo possiamo chiamare, o vacile, sicuramente venivano allevate delle mucche qua in zona, perché le dimensioni poi della struttura sono veramente grandi. Ma non solo, guardate questi muri, questi sono il recinto in cui venivano custodite le bestie, ma quello che voglio farvi vedere è questo gigantesco muro che sinceramente non avevo mai visti così grossi. Eccolo qua, lo vedete? Adesso ci salgo sopra così da darvi l'idea. Intanto guardate anche là in fondo quanto si estende questo recinto. Saranno almeno 2 metri di spessore e prosegue fino là in fondo dietro queste piante. Qui all'interno, diciamo, inglobato nel muro c'è questa stanza di pianta rettangolare e poi una cosa che voglio farvi vedere è questo piccolo dettaglio. Chissà che scopo aveva. Guardate questa pietra, come sottile, sembra quasi una lapide. Bene, io proseguo su, la strada ancora è molto agevole, una strada a carraia, ma a un certo punto si fermerà e dovrò cercarmi qualche sentierino di caccia o di animali per cercare di salire su. Allora, intanto che sono qua, vi faccio vedere qual era, diciamo, la porzione di territorio che questi signori controllavano. Guardate qui, tutta questa valle del Rio Cannas che arriva fino a San Priamo e poi si tuffa nella foce del Rio Picocca. Su queste cime ci sono dei nuraghi, qua sopra per esempio ci sono i nuraghi di San Priamo, di Sudasuru 2. Là dietro abbiamo Comidedu, quindi una zona che era sicuramente molto controllata, ecco. Intanto vi metto dietro il panorama. In assenza di sentieri ben definiti ho cercato di seguire un po', di districarmi tra piccoli fili di caccia forse o di animali che davano l'idea di arrivare verso su, ed effettivamente non sono molto lontano da nuraghe. Probabilmente sono a 50 metri, adesso proverò a fare quest'ultimo rush e a capire se ci sono riuscito. Ed eccolo là, sono arrivato. In realtà pensavo molto peggio, invece è andata abbastanza bene, a parte il fiatone e il vento che mi sta ghiacciando. Adesso vado su, gli do un'occhiata, poi cerco di lanciare il drone per capire un po' dall'alto se riusciamo un po' a definire anche la struttura, le dimensioni, e faremo come al solito una panoramica sul territorio circostante. Poi concludiamo descrivendo quello che ho visto, il sito così come rimane. Sono nella parte, diciamo, perimetrale. Tutto questo crollo potrebbe nascondere qualche struttura, anche se ad ora non ho, diciamo, a parte qualcosina forse laggiù, non ho, diciamo, segni di muri, ma là sopra poi si vede la torre, quindi questo certo tipo un bastione come abbiamo già visto in altre situazioni. Qua forse c'è una traccia qui, guardate, quindi un muro, sì, questo qui sì, è un pezzo di muro. E ora provo a salire a vedere quello che resta della parte, diciamo, principale di questo nuraghe. Il crollo è grande, qui una parte, ecco qua, vedete qui, ecco qui la traccia di un muro importante, probabilmente faceva parte della struttura principale. Come vedete gira questo andamento circolare sulla sommità, quindi probabilmente questo era, diciamo, la struttura principale del nuraghe, la torre centrale.
Anche più su, vedete qua ci sono ancora dei resti di muri. Questo addirittura sembra quasi una finestrella, come se sembra, perché vedete che il muro, le pietre sono state messe in modo che finissero con questa quasi come uno stipite. E poi il lato sud, il lato che dà verso il mare, che come potete vedere finisce in questo strapiombo sul ruscello. Come dicevo, la visuale qua è stratosferica. Prima di concludere vorrei fare un riassunto di quello che abbiamo visto. Vabbè, innanzitutto la posizione, avete visto una posizione strategica molto elevata con una visuale molto ampia e profonda, tantissimi nuraghi che sono in contatto visivo con questa struttura. Indubbiamente a noi manca qua un insediamento, come li chiamo io, di pianura, che facesse da punto di riferimento a tutte queste strutture che poi sono realizzate sulle cime qua intorno. Un'altra considerazione da fare è quella sul materiale di costruzione, perché a differenza di tanti altri nuraghi che abbiamo visto qua della zona, che sono fatti in granito, questo fa parte di quella fascia realizzata sullo scisto, questa fascia che parte da San Vito, infatti si chiama anche Arenale di San Vito, e arriva fino al mare, fino alle coste di Muravera, quindi anche per esempio il nuraghe Rio Molas o Guardia Viva sono fatti con questo materiale. Cos'altro dire? La struttura sicuramente è complessa, rimangono tracce ovviamente della torre principale, della torre centrale, ma tutto intorno insistono ancora delle tracce di opere murarie che sono riferibili probabilmente a un bastione di rinforzo o dei terrapieni calpestabili. Quindi non abbiamo però la traccia della porta dell'ingresso, non è visibile, così come non è comprensibile se ci fossero altre torri qua intorno. Mi sembra che è tutto. Cosa posso dire se non di continuare a seguirci, a sostenerci, perché per noi è molto importante. Condividete i nostri video, parlatene con amici, parenti e aiutateci a crescere, che per noi è fondamentale. Grazie.